Una vera e propria guerra a suon di lettere, quella fra i genitori dei bambini vaccinati e l'asilo di Villarazzo di Castelfranco, colpevole, secondo le famiglie, di aver accettato i piccoli non a posto con le vaccinazioni. Così le famiglie arrabbiate hanno preso carta e penna ed hanno scritto al prefetto, alla procura ed ovviamente all'ufficio scolastico. Ma Don Domenico Pilotto, amministratore dell'asilo, si affretta a rispondere. Tutti i bambini vanno accolti, non compete alle scuole verificare se la documentazione consegnata dai genitori sui vaccini è sufficiente. Una polemica aperta che rischia di allargarsi a macchia d'olio. Il problema infatti potrebbe allargarsi anche agli altri asili castellani, visto che la maggior parte sono parrocchiali. Non solo, ma i genitori del Comitato Legalità hanno voluto anche scrivere al Ministero della Salute con parole che non lasciano nessun dubbio. Siamo amareggiati come cittadini di questo paese, dicono, per come alla fine si riesce ad aggirare le leggi. Una questione che sicuramente non finirà così. Il problema investirà altre scuole ed altri genitori, ma Don Pilotto poi cerca di smorzare ogni polemica. Lasciamo alle famiglie il tempo di mettersi in regola. Ma le lettere di protesta sono già partite verso le autorità ed ora bisogna attendere la loro risposta. Come se non bastasse, ad Asolo un pediatra rischierebbe la radiazione per aver esternato, anche in alcune conferenze pubbliche, la sua opinione che i bambini non vaccinati sono più sani. Una questione, questa, tutta però ancora da chiarire.